Ieri va della giornata, rasarimo un'eridade, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amici, tutti insieme in te chiasutte, ascoltarimo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma e non sta là lontan lontan, sta ferti alla mamma. I sens des mans, in tes diversi culturis, han significats differents. In tai Stati Uniti e in buone parti d'Europa, il sen dall'ok è doprat anche segnal di approvazione per indicare che tu sei d'accordo. Ma in altri paesi, anche in Brasile e in Russia, però, è un insulto. In Francia, invece, lo dopri per dire a una persona che non val nulla, come a dire tu vali zero. Si lo fa col polear e con l'indice che formano un cerchio, che gli altri dessa sono par su. Altre maniere per dire che tutto va bene, o che si è d'accordo, o che si è fatte la robe giuste, o che la roba di mangiare è buona e gli che di tigni la man tinduda in davanti, col polear dret per su, e che gli altri denti che formino un pugno. Se il polear al ponte in giù, invece, si intende il contrario. Venga stai che non si è d'accordo, o che altro non ti piace, o che non va a gran bene. Daria, ma ti vengono in mente altri robis che si può fare col polear? Chiale c'è che fosse col polear e l'indice. Io metto sul barbuccio anche puoi di pensare. Sicuro. O dopo il polear quando sei in te fermate dal bus per far capire all'autista di fermarsi. A lei un segno per far capire che ha intenzione di montare su. Mi raccomando, Fruz, vi sai sempre di indicare col polear per su la vostra intenzione di montare su sul bus. Se di no l'autista al potere sposare de ban senza fermarsi. Io, quando eri piccinina, mettevo il poleare in bocce. Così. Era un mood per sbroccare la tensione, per figottarmi di bessole. Di fatto, per i frutti è un rimedio contro le paure, le solitudini. Calalci la man, cui che di volaltris al ten il det in bocce, o cui che l'ha tenuto di picciu. Anche a me mi piaceva un gruppo. L'importante però è che smut di fa non duri in tal tempo. Io mi sono rovinata tutti i denti davanti. Io invece mi visi che quando ero piccinina mi piaceva un gruppo giocare a lotte dai polears. C'è dici tu, lotte dai polears? Come si fa? Sicuro. Lotte o battaglie dai polears. Qualcuno le chiama anche polear cinese. È un gioco di riflesso, per esempio. Fruz, volete giocare con noi? E anche tu, Chiara? Sicuro. Ani. Due giocatori mettono insieme le loro mani e formano un point, in modo che siano liberi dome i polears. Ogni giocatore ha di arrivare a brincare e bloccare il polear dall'avversario col suo, senza mai distaccare le mani. L'indice venga stai il secondo de man
al covente par mostrar alc che è lontan di no. Tu dopris l'indice per di tu o io. se tu movis l'indice a dret e a ciampe, tu disis di no a qualchidun che sta fasin talc che non va ben. Quando tu lo movis in devante in daur, tu clamis qualchidun e tu fasi capì di vigni d'ogni di te. Quando vuoi intervenire in una discussione o quando vuoi dire la mia opinione, o alzi la mano con l'indice per su. In classe, per esempio, lo alzi quando vuoi fare una domanda. Se tu formis qui indice des dos mans, une X o une croce d'ogni de bocche, e tu ju bussis, al vuol dire che tu fasis une promesse o che tu giuris alc. Come? Provate a indovinare, Fruz. Se ottenis l'indice in verticale davanti le bocche, ce voleso dire di un altro. Bras! O voles disi di stacidin? Ci si vueli al dia qualchidun quanche si tegnin per su il polear e il det picciul, così. Ce veso dite? Bras! Col det picciul e il polear per su, o dises a qualchidun di telefonaus. Dio din come, se o saves c'è che l'ulti, tigni per su l'indice e il det di miec a forma di V. Bravs! I dets per su a indichin il segno de vittorie. Con gli mans si può fa anche gli sombris cinesis. Gli sombris cinesis sono un genere di spettacolo un'evore antic che si faceva in tai teatri ambulants, da ur di un sfuei di chiarte con tune cornis o da ur di un tel di stoffe. Important, gli mans, che formin figuris, han di chiatassi tra il tel o il sfuei e une font luminose, une lampadine, une pile, une chiandele. Dome così si può informare i sombris. Provate a indovinare come. Quale bestie fasis tu con gli mans de immagini in alt a ciampe? Gli mans de immagini in alt a ciampe rappresentano un elefante. Quale bestie fasis tu con gli mans de immagini in alta ciampe in te seconderie? Gli mans de immagini in alta ciampe rappresentano un cai. Quale bestie fasis tu con gli mans de immagini in bas a drette? Gli mans de immagini in bas a drette rappresentano un cunin. Comò, l'ait in te tiercerie e chialait la prime bestie a ciampe. C'è bestie ise. La prime bestie a ciampe de tiercerie ale un chian. Provait comò a chiase a fa che esposizions. Al sarà dal sicuro un gioco, un evore divertente. Grande queste boccugnon, lui si chiama Polear e non stisca le tut clar. Vale l'indice tu lo sas, che si dopre parditas, ben movuta al dispegno, moving pardi di no. De tinies color di rose, il più lungo impose, il guardete dall'anel,
la vera no più bien. Il de piccolo piccinin, alle curte il più fin, penca l'ultim al sommet, cal completi la fame, che stia sogni de sema, dobri ljubar di mamma, l'ora son tutti tan contents, dal suonato gli struments, che stia sogni de sema, dobri ljubar di mamma, l'ora son tutti tan contents, dal suonato gli struments. Fasin un gioc. Vi udin se os boins di indovinà qual cal è il det che si dopre par di che tutta le clar e cal va ben. 1. Il polear. 2. L'indice. 3. Il det picciul. Par di che duttal va benon, si dopra il polear. Dunque la risposta giusta è la 1. Prove come a chiatà il det just che si dopre per fa une promesse tra dos personis. 1. Il polear. 2. L'indice. 3. Il det picciul. Par fa une promesse si dopre il det picciul. E dunque la risposta giusta è la numero 3. V'avete indovinato? Bravs! Provin per finì a indovinare qual cal è il det che si dopre per mostrare qualchidun o alc cal è lontan di no. 1. Il polear. 2. L'indice. 3. Il det picciul. Il det che si dopre per mostrare qualchidun o alc è il numero 2. Ben stai? L'indice. V'avete indovinato? Bras! Iacum e i uvs di mus. Dal libri Iacum dai Geis di Daniela Morgante e Giuliana Rossi. Illustrazioni di Paola Moretti. Progetto finanziato da Regione Autonome Friuli Vignesi e Giulie e da Province di Udin. Edizions Editrice Leonardo. I libri Iacum dai Geis lo potesti attivare lì delle biblioteche e delle società filologiche furlane. Iacum e Ius di Mus. Unedì avevi mettuto in mostra dos bieli scocis di color giallo. Arriva un signor e al domande. Dice bestie sono che ius, così granchi. A son us di mus, i rispuin parridi. Ma i mus non assin da ius, al rispuint. E io, come no? Basta covaio par 30 dis. E trop venino a costà, al domande. Dome par vo o fasarai 50 francs. Il signor al met l'uf, o miglior la coce te sporte e tut content, pensando di aver fatto un buon affare, al torne a chiase. Ma di lung de strade si inciopede e la coce e rodole fur de sporte. L'anta finile da ur di une cise. Un eur plen di pore al fas un salt e al cor vie. Crodint cal fos nasut il mus, il signor al tac a berlà. Torna in daur, cosso io to pari. Ti sei plasude queste storie? Se tu vuoi che ti conte di un'altra, venga a cirimi al marchiato. E già che tu sei, compre anche un dai miei Geis. Un libri cence l'indice. C'è mut fasi alla mettisi idee in tal nas?
Dottor, ho tocchi col dito il chiav e mi fa male. Ho tocchi col dito il nas e mi fa male. Ho tocchi col dito il genoli e mi fa male. Ma c'è au? E il miedi? Forse tu ti sarai rotto il dito. Se so buoni ti fai la par furlan. Inviai tu questi video, indulà che nos mandai su un pinsir, une chiancion, une barzalette, une conte par furlan, o un vostri disegno lì che si vio di un momento in particolare di une puntate di mamma. Mandai tal numero 333 72 02 vot 14 oppure a direzione di queste elettroniche maman@tvstar.com. Occhio, il telefonuto al va tenuto in orizzontale e non in verticale. Erano voltune stelle che ha regalato una vecchiute e ha così una mantilute. Una in sole, fatta grande, ha scadato luce cruz dal mondo. Mamma! Mandi, vigli. Troppi robis interessanti per scoprire giù di dai libri di scuola. Io e Chiara ho imparato i significati dai sensi e dai modi cui desde man. C'è ridà di a provare a fevelare con i nostri mani. Qui sa se anche tu saresti buon di comunicare con i sto chattis. Suppo, prove. Io ti sono a capiti. Allora, tutti i tapponi la bocca con la talpute, tu stai sedante. Sì, ho capito. Allora di che tu sei stracca e non tu vuoi si disturbato. Scusa. Mamma. Ieri va della giornata, Vasarino un'eridate, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amis, tutti insieme in vecchia zutte, ascoltaremo une storiute, conti giù se mostri, ogni dì si fa così, tutto il miedo franfulla.